Buonasera a tutti. Oggi la compagnia dell'Opera dei Pupi Brigliadoro, diretta da Salvo Bumbello, è lieta di presentarvi uno spettacolo tratto dalla storia dei paladini di Francia, che porta il titolo La pazzia di Orlando. Vi auguriamo buon divertimento. Musica! Alla battaglia! Alle armi! Alle armi, prepariamoci! Ecco! Finalmente siamo arrivati nel campo di battaglia! Venite a 100! La mia spada vi taglierà per di vento! Ehi! Stai per morire! Lo vedremo! In guardia! Alle armi! Oh! Assaltiamolo! Assaltiamolo! Vado avanti, distruggendo il campo! Alle armi! Ecco, vedo Zerbino che fa danno! Dei pagani, venite, vili che non siete altro! Assaltiamo, là, stai per morire! Assaltiamo, là! Ah! Assaltalo, assaltalo! Là! Là! Ah! Ritirato! Fermati! Chi sei tu? La tua gente fugge! Sei ancora in tempo per battere la ritirata. Questo non lo farò mai. Io sono Re Dardaniello. La mia gente è morta per me e io devo combattere fino all'ultimo sangue. E allora vieni meco al combattimento e in guardia. Là! Là! Hey! Ritirato! Il nostro Signore è morto! Ecco, i pagani battono la ritirata. Riccardo! Riccardo! Zerbino! Abbiamo fatto danno alla gente pagana. Adesso guarda! Sta calando la notte e dobbiamo ritirarci. Hai ragione, Riccardo, è l'onore della cavalleria. Quindi battiamo la ritirata. Compagni, cavalieri, ritiriamoci! Ritirata, ritiriamoci. Facciamo la guardia, perché ci possono essere ancora dei nemici nascosti dietro gli alberi.
diamo una controllata e poi ci ritiriamo nelle nostre tende. Andiamo. Ritiriamoci, ritirata. È notte. Vieni, vieni, vieni. Clorindo, Medoro, sei sicuro? E il nostro Signore si trova qui. Sì, seguimi, Clorindo. Seguimi. Guarda, qui non c'è. Il nostro Signore è morto, io sono sicuro, oggi l'ho visto da lontano. Medoro, ma sei sicuro che è morto? Cerchiamolo. Ecco, guarda, guarda, Clorindo, l'ho trovato. Medoro, hai ragione. Questo è il nostro Signore, Dardaniello. Guarda, è morto. Sembra che dorme. Ma che facciamo, Medoro? Lo prendiamo e gli diamo onorata sepoltura? Sì, hai ragione. Andiamo, prendiamolo. Fermatevi! Che cosa state facendo? Siete qui per depredare i morti? No, non siamo qui per rubare. Vogliamo solo dare onorata sepoltura al nostro Signore. Sì, ha ragione Clorindo. Ve ne prego, cavaliere, come vi appellate? Il mio nome è Gerbino. Ve ne prego, dateci la possibilità di seppellire il nostro Signore. Sapete, Lui è un cavaliere valoroso, un combattente. Non vogliamo che i corvi, le bestie feroci si mangino il nostro Signore nella notte. Avete ragione, per come parlate, sicuramente il vostro Signore si comportava bene con voi. Sì, si comportava benissimo. Ma che cosa hai fatto, Riccardo? Che cosa hai fatto? Come cosa ho fatto? Ho dato la morte. Sicuramente erano dei ladri che volevano depredare i morti. No, ti sbagli! Erano venuti qui per raccogliere il loro Signore Dardaniello. E tu come un traditore li hai uccisi alle spalle. Non sapevo questo. Ma come onore di cavalleria si combatte da petto a petto. E per questa notte, per l'azione che hai fatto, riferirò tutto all'imperatore Carlo Magno. Mio Dio, me ne sono pentito di quello che ho fatto. Ritiriamoci. Ritirata. Ecco, sembra che tutto sia finito. Non c'è più nessuno. Adesso la via è libera per passare da questo bosco e mettermi in viaggio per le mie terre. Spero che non c'è nessuno. Oh, quanti morti, la distruzione. Oh, per favore, aiutatemi. Come? C'è qualcuno che si lamenta? Aiutatemi. Ecco, l'ho trovato. Soldato. Siete ancora vivo? Per favore, aiuto. Oh, ci penserò io a salvarvi la vita. Venite, abbracciatevi a me, che vi porterò lontano da questo luogo.
C'è permesso! E mi infilo. Compare, aspettatemi. Ah, sogno. Compare nuovo, finalmente arriviamo a questa bella locanda. Ah, sta morendo la sete, compare. Ma voi capite, siete d'acqua o siete di vino? Compare, l'acqua fa male, arrugginisce nei puriadda. Io siete di vino, ma vini che do buono. Ma a proposito, compare, ma non è un suo santo, stamattina non si vede. Compare, aspetta, sta arrivando, tale non è da sotto. Sa Benedica, Mastro Santo, Sa Benedica, suo santo, buongiorno. E allora, che cosa vi posso offrire? Suo santo, manco per dire, l'antiche devi non la vite. Purtroppo, Virticchio, con queste guerre non è arrivato il vino e né il cibo. Suo santo, e chi ne aveva a offrire al loro popolazzo? No, no, e volete posso darvi antiche un pochettino d'acqua fresca. E allora l'acqua non fa pennuate. Chi fa, compare, veniamo una trainata? Se compare, poi se è meglio che anniamo. C'è permesso? Ma come che sta trasendo? Compare, ma che è una femmina? Con suo dato abbracciato. Vero, compare. Entrate, entrate, venite. Aiutatemi, per favore. Tale. Capite, signorina. Medoro è ferito. Per favore, datemi una stanza. Ci penserò io a darvi la stanza. Seguitemi, o dolce fanciulla. Andiamo, Medoro, piano. Sì, Angelica, piano. Vieni, Medoro. Stiamo arrivando. Venite, seguitemi. Entrate in questa stanza. Qui potete stare tutto il tempo che vorrete. Compare, niente. Sta guerra, cose buone non ne può essere. Hai ragione, compare nuovo. Tale, amoninni perché cazzo santo stai nato non aveva niente. Mi sa che io vado a pascolare le mie pecore. Andiamo. Amoninni. Vieni, Medoro. Sì, Angelica, andiamo. Angelica, amore mio, grazie per avermi salvato la vita. Medoro, è stato solo un dovere per me. È passato tanto tempo, le ferite mi sono passate, ma più che delle ferite ringrazio il nostro Signore Macone che mi ha fatto incontrare te, Angelica. Davvero, Medoro? Mi ami così tanto? Sì, Angelica, quanto sei bella. Angelica, guarda, amore mio, ti ricordi le scritte che abbiamo fatto negli alberi? Guarda, Angelica e Medoro sono nelle fasce d'oro. Quanto sei poetico, Medoro. Guarda là. Angelica è la donna più bella del mondo. Hai sempre una bellissima voce, Medoro. Non mi stancherò mai di dirti quanto ti amo, Angelica, ma adesso che sono guarito, dato che ci siamo sposati, voglio andare nelle tue terre a presentarmi da tuo padre. Sì, amore mio, e diventerai il re del Catai. Andiamo, Angelica, prima che faccia notte.
Andiamo. Angelica! Amore mio, dove sei, Angelica? Angelica, dove sei? Amore mio, ho lasciato i miei doveri di cercare Angelica, la donna che tanto amo, la donna che il mio cuore ha fatto uscire dal petto. Dove sei, Angelica? Che vedo mai? Ma in quegli alberi c'è scritto Angelica e Medoro sono nelle fasce d'oro. Sicuramente non è Angelica, non è la mia Angelica, sarà un'altra. Angelica ama Medoro. O sarà Angelica? L'ha fatto per farmi ingelosire, perché lei sa quanto io la ami. Ma non voglio fermare i miei passi. Angelica! Amore mio! Dove sei, Angelica? Perché non mi rispondi? Dio santo! Entrate, entrate! Eccoci! Come finito? Arrivò tu bello veniciato che vi arrivati? Verticchio, purtroppo ti devo dare una brutta notizia. Il vino ancora non è arrivato. Dio santo! Ma quando arriva questo vino, che la pianta sta seccando. Verticchio, abbi pazienza. Mancherà poco, finiranno queste guerre e arriverà tutto il cibo che vogliamo. Per ora ci dobbiamo contentare di quello che c'è. Ave ragione, compare, sempre che mi lamentate siete. Guardi, come va? I pecore camminano? Sempre, Nofrio, sempre. Ma c'è permesso. Entrate, entrate pure. Siete tutti benvenuti nella mia locanda. Buongiorno, buondì a voi, cavaliere. Buondì, cavaliere. Mi saluto, cavaliere. Buongiorno. Ditemi, vengo qui per un'informazione. Sapete dirmi se avete visto una donna di nome Angelica? Certamente, cavaliere, che ho visto una donna di nome Angelica pochi giorni fa. Se n'è andata, è uscita da questa locanda, davvero? E dove se n'è andata? Con il suo sposo Medoro. Che cosa state dicendo? Dovete sapere che Angelica non è venuta da sola in questa locanda, ma è venuta con un soldato di nome Medoro, che lei stessa con le sue mani ha curato. Ma dopo tanti giorni Angelica e Medoro si sono innamorati in questa locanda. Oh, non può essere Angelica, ma solo me, Angelica. Cavaliere, ascoltatemi. Pochi giorni fa se ne sono andati nel regno del Catai. Che cosa hai nel braccio? Guardate, questo braccialetto me l'ha regalato Angelica per desbitarsi dell'accoglienza che io gli ho fatto. Come?
Questo è il bracciale che gli ho dato io ad Angelica! Calmatevi! Perché state facendo così? Perché Angelica ama solo me! Voglio uscire! In questo luogo voglio uscire! Non ci voglio più stare! Bedamate, compare! Ma che? Impazzio! Compare! E ma bere le fone che ci fu! Amoni, affacciamo, amoni! Amoni, ascoltamolo, compare! State attenti ragazzi, è un pazzo! Ascoltamolo! Angelica, Angelica, non è possibile che Angelica ami un'altra? Angelica, dove sei? Dove sei, Angelica? Perché mi fai questo? Angelica! Perché? Perché proprio a me? Angelica, lo sai, mi sento soffocare da queste armi! Voglio spogliarmi! Perché? Perché, Angelica, mi fai questo? Non voglio stare ancora qui a pensarti, Angelica. Calmatevi, cavaliere. Perché state facendo così? Vattene via, vattene. Fermati, ma chi è come compremetti? Angelica, perché te ne sei andata? Angelica, amore mio, dove sei? Fermatevi! Angelica! Perché fai questo, Angelica? Fermati! Vieni! Ippogrifo, dove mi porti? Ah! Vieni, fermati! Ecco, finalmente siamo arrivati. Ma come devo fare per fermarti? Perché? Perché fai così? Ogni volta quando ti dico di andare in un posto te ne vai in un altro posto. State attento, cavaliere! Che è successo, buon uomo? Parlate! C'è un pazzo da quella parte! Mette lo scompiglio! Ha ucciso donne, bambini vecchi! Come? Dove si trova? Ditemi, e io stesso con la mia spada lo punirò. Si trova da quella parte. Andate, fermatelo, non c'è più tempo da perdere. Ci penserò io, Ippogrifo, il dovere ci chiama, mi raccomando. Portami da quel pazzo. Ah! Ma dove stai andando? Ti dico di andare da quello là, da quel lato e te ne vai. Ippogrifo! Dove mi porti? Fermati!
fermati! Ma dove siamo arrivati? Siamo troppo in alto, ippogrifo! Fermati! Fermati! Oh, finalmente ci siamo fermati! Fermati, fermati, fammi scendere. Mi raccomando, non ti muovere. No, non mi voglio muovere, ho paura. Se tu vieni che ti leggo in quell'albero, così non scappi, ho paura. Se mi lasci qui e te ne vai. Ma dove sono qui? Mi raccomando, ippogrifo, non ti muovere. Ma dove sono arrivato? Oh mio Dio! Ma da qua si vede la terra. Ma allora sono morto. Sicuramente sono in paradiso. Astolfo! Oh, ecco, l'avevo detto, sono morto. Oh mio Signore, eccomi ai vostri piedi. Astolfo, tu non sei morto. Io sono Giovanni l'Evangelista. San Giovanni, dove mi trovo? Ti trovi sulla luna. Sei arrivato qui per volere di Dio. E perché? Ditemi, San Giovanni, perché devi sapere che quel pazzo che tu volevi fermare è tuo cugino Orlando. Però anche se tu andavi da Orlando rischiavi la vita, perché come ben sai, tuo cugino Orlando è invulnerabile, è incantato. Nessuno potrà fermare la sua ira. Ha perso il senno per Angelica, quella donna indiana. Mio Dio, lo sapevo che Angelica puzzava di serpente. Astolfo, ascoltami. Come tu vedi, qui siamo nella luna. Vedi quelle ampolle? Ogni ampolla contiene il senno di ognuno di noi. Ti ho portato proprio in questo punto dove si trova il senno di Orlando. Guarda, quella bottiglia di colore rosso che si trova a sinistra in alto. Prendila, vai da tuo cugino Orlando e gliela fai bere. Solo così potrà acquistare il senno. Mi raccomando, Orlando, deve diventare di nuovo normale, perché Carlo Magno ha bisogno di lui. Va bene, San Giovanni, ci penserò io. Devo prendere l'ampolla. Ecco, te ne suggero, Oliviero, Carlo Magno, questa, Orlando. Adesso devo stare attento. Ecco. Ippogrifo, dove sei? Ah! Vieni, non ti muovere. Piano, fammi salire. Bravo, piano, piano. Ah! Ah! Angelica! Dove sei, Angelica?
Angelica, dove sei, amore mio? Dove ti trovi? Angelica! Dove ti trovi, Angelica? Angelica, perché ecco, vieni. Oliviero, stai attento. Cugino, sto arrivando. E chi sei tu? Come Orlando? Non mi riconosci, sono Oliviero? No, tu non sei Oliviero, tu sei Medoro! Oh, fermati, lasciatemi! Lasciatemi! Vieni, oh, cugino, vieni! Bevi! Bevi! Bevi, cugino! Che cosa mi sta succedendo? Ecco, finalmente si è addormentato. Astolfo, sei sicuro che funzioni? Adesso Gero, questa ampolla mi è stata data da San Giovanni, quindi sicuramente Orlando si sveglierà. Lo spero tanto. Orlando, svegliati. Oh, cosa mi è successo? Orlando. Ma perché sono nudo? Che vergogna che provo! Orlando, sei nudo, caro cognato, perché hai perso il senno per Angelica. Mio Dio, davvero mi è successo questo? Sì, caro cognato, grazie ad Astolfo che ha recuperato il tuo senno. È tornato normale. Cugino Astolfo, grazie cugino. Orlando, stai tranquillo. Adesso, caro cugino, dobbiamo andare nella locanda dove tu hai lasciato le armi. Hanno raccolto le tue armi, ti devi vestire, Orlando, perché l'imperatore Carlo Magno ha bisogno di te. Biserta ha assediato Parigi. Oh mio Dio, mi pento di quello che ho fatto. Quando finirà questa guerra me ne andrò in pellegrinaggio a Gerusalemme a chiedere perdono al nostro Signore. Ma per intanto, con tanta gloria severa, diamo a questo pubblico grazie e buonasera. Fine. Grazie. Martina, mia figlia, mio figlio Francesco, mio figlio Luciano e mio nipote Luciano. Grazie, ci vediamo la prossima volta con un altro episodio. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera.